Parliamo di fibromialgia, che cos'è intanto? La sindrome fibromialgica è una sindrome da sensibilizzazione centrale, caratterizzata da una disfunzione di neurocircuiti, soprattutto quelli preposti alla percezione e trasmissione del dolore. Quindi il paziente fibromialgico è un soggetto con una caratteristica principale, quella di avere un dolore cronico, che può essere un dolore cronico diffuso in tutto il corpo, un dolore cronico localizzato, ma un dolore talmente importante da renderlo quasi invalido. Ma il sintomo non è soltanto il dolore, bensì anche una stanchezza e un'astenia profonda che non gli permette di condurre una vita normale, di compiere anche i più normali gesti quotidiani, ha difficoltà a dormire, a riposare. Ha difficoltà cognitive, quindi memoria a breve termine, difficoltà a concentrarsi, quindi diciamo che il paziente, che la maggior parte sono donne, anche se purtroppo nell'ultimo periodo i dati stanno un po' cambiando, nel senso che anche diversi uomini ne sono colpiti e purtroppo, ahimè, anche molti adolescenti. Diciamo che tutta questa sintomatologia, che poi prevede anche altri disturbi come colon irritabile, come cistite interstiziale, come problemi oculari, praticamente il corpo non risponde correttamente ai comandi, agli impulsi che i neurotrasmettitori del nostro cervello danno. Quindi è fortemente una situazione, diciamo, di grande ed importante invalidità da tutti i punti di vista. Basta pensare a un insegnante, come io porto sempre questo esempio, un insegnante che ha difficoltà cognitive a poter portare avanti una classe. Come si cura? Non c'è una cura vera e propria, purtroppo ad oggi non c'è una vera e propria cura, però diciamo che gli studi stanno andando avanti, in particolare si è evidenziato che con l'ossigenazione, quindi con camera iperbarica, con trattamento di camera iperbarica e anche con la cannabis terapeutica si stanno avendo degli ottimi risultati. Gli studi sono stati fatti, appunto, hanno evidenziato proprio scientificamente questo risultato, quindi siamo speranzosi, però si è visto che i sintomi si attenuano ma non vengono debellati del tutto, quindi ancora abbiamo bisogno e necessità di portare avanti la ricerca. Rispetto alla malattia, qual è la percezione sociale di questo fenomeno? Sì, questa è una malattia, come dico io, ad ampio spettro sociale, perché non è soltanto una malattia del malato che ne è affetto, ma di tutta la gente che gli sta attorno, quindi familiari, amici, conoscenti, ambiente di lavoro. Il paziente fibromialgico purtroppo ad oggi non è creduto, non è compreso, non è capito, e qui ecco il ruolo dell'associazione di supportare, aiutare a far venire fuori effettivamente le reali problematiche di cui è affetto il paziente fibromialgico, per permettere che venga aiutato correttamente in maniera adeguata. Ci sono difficoltà nella gestione della malattia per il paziente stesso, parlo anche in prima persona perché anch'io ne sono affetta, figuriamoci per chi non comprende, non conosce la patologia, riuscire a capire i meccanismi, perché magari un giorno io posso star malissimo senza potermi muovere, magari l'indomani perché quel meccanismo si è andato un attimino a resettare, è come se non avessi tra virgolette nulla, quindi chi non vive la nostra realtà giustamente un po' viene spiazzato e lo comprendiamo. La risposta istituzionale? Allora, purtroppo le risposte ci sono, ma vanno molto a rilento. Allora, in Sicilia noi abbiamo, grazie a un decreto assessoriale, abbiamo costituito un gruppo di lavoro per definire quelle che sono le linee guida, il famoso PDTA, per dare corrette e giuste indicazioni come il paziente deve venire a capo della diagnosi, della terapia e della gestione, e anche creare degli ambulatori mirati in tutta la regione, perché fino adesso ci sono soltanto 2 punti di riferimento a Palermo, al Policlinico di Palermo e all'ospedale Bucca di Laferla, ma capite bene che due unici centri non possono coprire le esigenze di tutta quanta la regione, ma purtroppo va a rilento. Diciamo che il processo di lavoro per tempi burocratici, per problemi appunto non so, dico di natura organizzativa,
stanno andando molto a rilento, quindi approfitto di questa telecamera per poter, come dire, spingere a far andare avanti, anche perché noi il PDTA comunque già potrebbe essere pronto, perché noi con un progetto finanziato l'abbiamo già realizzato, quindi dico anticipiamo e velocizziamo per dare risposte ai pazienti. Per quanto riguarda il livello nazionale invece abbiamo presentato una documentazione scientifica che testimonia ed evidenzia la valenza scientifica di questa patologia e siamo arrivati all'Istituto Superiore di Sanità che ha chiesto uno studio multicentrico per definire dei cut-off di gravità. Alla luce di questi risultati poi ci dovrebbe essere l'inserimento finalmente, speriamo e ci auguriamo, della malattia nei LEA, nei livelli quindi di essenziali di assistenzialismo. Ma non è l'unica iniziativa, perché ne avete una in programma molto articolata che toccherà parte della nostra provincia anche. Assolutamente sì, infatti proprio per queste difficoltà che ci sono a portare avanti questi lavori io ho voluto realizzare e creare, portare avanti un evento proprio di sensibilizzazione su questo problema per due motivi. Intanto appunto per accendere sempre di più i riflettori su questa problematica sociale, istituzionale del riconoscimento della nostra patologia. I medici devono poter scrivere sul ricettario che la sindrome fibromialgica è una patologia a tutti gli effetti, i malati hanno diritto a essere definiti malati e non malati invisibili, e poi perché purtroppo da una serie di, veramente mi dispiace dirlo perché mi prendo a cuore le problematiche dei pazienti, da telefonate, di richieste di aiuto che mi arrivano dei pazienti di questa zona che noi andremo proprio a, come dire, a varcare con i nostri piedi, c'è poca informazione, c'è proprio un reale aiuto anche da parte del personale sanitario, quindi stiamo organizzando, AIS Onlus sta organizzando un cammino che è sulla Magna Via Francigena, quindi la strada che collega Palermo ad Agrigento, un cammino di 9 giorni che toccherà diverse tappe, e in ogni tappa dove noi arriveremo porteremo e faremo informazione sulla patologia. Con noi ci sarà il nostro presidente, il professor Sarsi-Puttini, che parlerà in maniera reale e vera di quello che è la patologia a tutti gli effetti. Cerchiamo e speriamo di incontrare personale sanitario, di incontrare i pazienti e cerchiamo di buttare quelle basi per poter creare dei punti di riferimento, dei centri che possono da qui in seguito, perché io non sarò sempre presente, aiutare il paziente fibromialgico. Nella mia esperienza in primis di referente di una sezione appunto Bagheria Palermo dal 2016, che sono presente in quel territorio, veramente la gente, i pazienti sono stati aiutati, perché noi offriamo supporto, ascolto, informazione, e in questo modo il paziente non è lasciato solo, è compreso, si sente capito, e stiamo anche svolgendo un'importante opera di informazione corretta nei confronti dei familiari, che reputo sia di fondamentale importanza.